terza giornata di ritorno, Mestre Fenice e Montegrappa, derby veneto che è sempre stato molto acceso anche quando Montegrappa si chiamava Sporting Altamarca. Iniziata intanto la partita da pochissimi secondi con il primo pallone sui piedi dei bianco-arancio. Come dicevi tu, giocatori esperti, ma anche, attenzione, Valiati che perde il pallone, c'è la conclusione con Zanotto di meno 18,40. C'è stato subito il numero 22 Mattaboni che attenzione, i palloni in profondità, Bebettino non è riuscito comunque a recuperare e intercettare. Attenzione ancora Mattaboni, un paio di palloni persi il Mestre Fenice. Ancora Zanotto su Modesto. Sono un po'. Attenzione, Mossine e Zanotto ancora. E Guidolin si trova nelle condizioni di poter. Attenzione Cullani apre per Ruzzene, Kovacevic, ma la palla è uscita. O si è allontanato lui volontariamente. Attenzione il pallone, Zanotto. Forse ha preso la traversa. Zanotto giocatore che arriva dall'Ecco. Attenzione, grande intervento di Kovacevic. Protestano i tifosi ospiti. Bebettino, Crescenzo, il pallone è incredibile sulla linea. 10-18. Andiamo un attimo in cronaca, attenzione alla conclusione, Zanotto e poi con Audac che ci prova due volte, pericoloso. Mattaboni alla conclusione, guarda caso il 22 è ancora in campo ed ecco proprio Mattaboni che calcia adesso per Perazzetta. Il sinistro di Perazzetta che trova l'angolino dove Zanotto questa volta non arriva. 6,33, 1-0 per il Montegrappa. Vediamo intanto lo sviluppo, Mattaboni per Cerantola che finta, poi la conclusione, ancora Zanotto e poi Guidolin tenta una rovesciata. A volte è gestito con troppa frenesia, con troppa. Perazzetta. Questo è il sesto fallo E ammonizione. La lunga rincorsa di Mattaboni, il tiro e c'è il 2-0. È passato dove è stato molto freddo. Né Cerantola né Gioari sono andati sulla palla. Bebettino due volte e palla poi fuori. Vailati, 17,43 ancora da giocare. Ruzzene cerca di far passare il pallone, c'è il 2-1 e c'è subito il gol che accorcia le distanze. Cerca il pallone lungo, attenzione, la testa di Guidolin, mamma mia. Questo non se l'aspettava nessuno. Perché a differenza delle solite giocate dove il portiere mette la palla sul lato alta, l'ha messa abbastanza tesa, Guidolin ha anticipato e l'ha messa proprio all'angolino. Diciamo anche qui metà e metà. Attenzione il pallone, Cullani per Bebettino e esce di un soffio. Mazzon che riesce a strappare quel pallone. C'è 2 contro 1. Attenzione il pallone per fuori Mazzon, di poco anche qui. Fuori anche questo. Cullani contro Mattaboni e Cullani 2-3 e va a esultare con la famiglia, credo. Penso di sì. No. Allora se l'ha inventato lui. Ruzzene, Vailati, ancora Kovacevic. Salgono moltissimo, esatto. C'è sempre pressione sulla palla. Attenzione, e c'è il sesto fallo a 3 minuti. Vediamo chi batterà. Bebettino contro Kovacevic. Tiro, salva Kovacevic. 50 appena secondi. Allo specchio. Rientra Audac come ultimo. Vertice basso. Vailati, Petri, pallone dentro e c'è il pareggio di Bebettino. Petri e Bebettino a 41 secondi dalla fine. È la prima volta che fanno girare questa palla. Mestre Fenice, pallone al centro e poi finisce così. Quindi alla fine un tempo pareggio per ciascuno. meritato.